Bologna Città del Trotto. In questo servizio ripercorriamo la giornata di lunedì 6 gennaio. Vandalo Gio e Francesco Facci vincono il Gran Premio della Vittoria 2020, ribaltando così i pronostici iniziali. In premiazione trapela anche tutta l'emozione di Rebecca Dami, proprietaria del 6 anni e consorte del driver di scuola toscana. È un successo inaspettato, un successo che però per esempio alcuni tecnici avevano in qualche maniera preventivato, forse più che successo comunque un'ottima prestazione di questo cavallo che ha riportato in auge un guidatore di grande talento come Francesco Facci, che vi ricordiamo è stato uno dei giovani emergenti di qualche anno fa, allievo di Bjorn Lindblom, è stato per anni il guidatore dei cavalli della Villa Aliana ed è sempre stato un catch di grande riferimento, soprattutto in Toscana, con anche un periodo di attività qui in Emilia Romagna. Francesco Facci ha riportato comunque anche questo cavallo in una condizione di forma ottimale, le sue caratteristiche tecniche erano quelle ad inizio carriera, di essere un soggetto prevalentemente più portato per la breve distanza, uno scattista. In realtà via via con la maturazione è diventato un cavallo molto completo, non sicuramente un campione ma direi un performer di eccellente categoria. Ha dimostrato di saper girare con i nastri con estrema velocità, di saper comunque portare in ambito di una corsa con ben 3 giri da percorrere, di resistere a ben 2 attacchi piuttosto diciamo, da un forcing piuttosto severi postatigli dagli avversari. E io direi che poi ha esaltato quella che è la formula di una corsa che magari non premierà il favorito, ma sicuramente regala delle grandi sorprese e delle emozioni. Numerose sono state le famiglie che hanno affollato il parterre dell'Arcoveggio e accolto la Befana arrivata a cavallo. Il 6 gennaio è stata forse la giornata più bella da un punto di vista delle attività ludiche legate alle famiglie e quindi ai bambini. La Befana, come dice la parola, porta doni, quindi è arrivata in sulchi lanciando calze, caramelle, cioccolatini e vedere questi bambini che di corsa correvano dietro al cavallo che era in pista per prendere i doni è stato veramente molto bello. Ci sono state poi delle manifestazioni legate comunque alla presenza della Befana che hanno portato i bambini nelle scuderie con l'ippotram, hanno portato i bambini con la Somarina Bianchina che è stata ripresa, ho visto diversi genitori che riprendevano con il telefono queste immagini. È stata una giornata di festa, devo dire che ci ha aiutato il tempo, che era una giornata meravigliosa col cielo terso e non era eccessivamente freddo, quindi i giochi all'interno al caldo hanno attirato moltissime famiglie e poi c'era lo zucchero filato a volontà per tutti. Io credo che questa sia la strada giusta per cercare di far venire le famiglie all'ippodromo. L'evento tecnico, l'evento spettacolare delle corse e di fianco gli intrattenimenti per i bambini. Spazio alla solidarietà con il Gentleman for Life. Sentiamo il vicepresidente di Ippogroup Cesenate, Michele Canali. È il primo anno che abbiamo fatto questo trofeo e questa manifestazione. Devo dire che è andata molto bene. È andata molto bene perché ha riscontrato una grande adesione da parte di tutti i gentleman, soprattutto del centro-nord, che si sono confrontati qui a Bologna, a Cesena, a Modena, per la sua parte a Trieste. È stata raccolta una cifra importante e proprio come hai detto tu lunedì abbiamo consegnato alla direttrice della direzione dell'USL degli Ospedali Riuniti di Ferrara la strumentazione che abbiamo acquistato e che ci ha permesso di fare questa donazione soprattutto in un reparto molto delicato che è la neonatologia e la pediatria degli Ospedali Riuniti di Ferrara. E con questo termina il servizio sul Gran Premio della Vittoria. Come sempre vi invito a seguire il nostro sito www.ippogroup.it e i nostri canali social.